È la cosa più importante che ci hanno dato per combattere questa pandemia e bisogna approfittarne. Quindi lancia un messaggio rassicurante anche nei confronti delle altre mamme. Sì. Fidatevi, affidatevi ai pediatri e se il pediatra ve lo consiglia fatelo. E il bimbo come ha reagito alla cosa? Aveva un po' di paura, ma è stato forte. E così si è aggiudicato il diploma di coraggio, il primo bimbo vaccinato dell'ULSS 7, in questa giornata apripista per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni in cui sono state effettuate le prime 90 vaccinazioni su un bacino territoriale di bimbi compresi in questa fascia d'età di poco più di 23.000. La bimba ha 9 anni, il bimbo ne ha 5, per cui è proprio dei piccolini piccolini che riceveranno il vaccino e sono super coraggiosi, nel senso che la paura c'è, vero? Però c'è anche la consapevolezza che probabilmente è il modo per uscirne, per poter vivere più tranquilli e più sereni. Quindi evviva i bambini coraggiosi! Dobbiamo dar coraggio a tutti, bisogna fare. Per star bene bisogna fare. E a dare coraggio agli adulti sono stati proprio più piccoli, tra loro chi addirittura ha messo davanti a incertezze e giovane età il senso civico. Ha scelto perché vuole vaccinarsi per se stesso e per gli altri. Quindi è una scelta di responsabilità. Sua. L'ha chiesto espressamente a voi Ha genitori? anche una sorella che ha 14 anni e ha già 2 dosi. Hanno seguito la scia dei palloncini colorati, gli è stato consegnato un libro per l'attesa ed ecco fatto il pic della prima dose.